Eccoci in direttissima. Funziona bene il microfono, benissimo. Buonasera da Morsano al Tagliamento. La bella inquadratura del campo non rende ancora l'idea di quello che sta per succedere, ovvero la partitissima. Se vuoi inquadrare intanto gli Habaneros per dovere di ospitalità, anzi no, scusa, i Falchetti, vedi che stavo già iniziando male. I Falchetti, la squadra che seguiremo tutti i lunedì negli impegni casalinghi. E non solo, anche quando sarà un extra. Nel frattempo, Max, intanto che io ci registro anche su Instagram, tu parla pure. Eccoci qua, pronti, niente, siamo prontissimi e pronti per andare a questa nuova avventura di Saluta seguire. anche gli amici Salutiamo anche di Instagram, perché ci siamo anche lì. Adesso vi facciamo vedere i Falchetti. I Falchetti li faremo vedere sicuramente anche su Instagram, perché mi sembra anche giusto. Eccoli lì, ci sono anche i Falchetti. Abbiamo anche, vedete la mascotte. Facciamogli vedere anche gli Habanero. Sì, Habaneros, scusate, perché sono non molto iniziare, piccanti, esatto, sono piccanti, esatto. Va bene, dai. Comunque qua purtroppo prima ci ha cancellato una breve diretta perché non abbiamo superato il minuto e quindi molto male. Questi strumenti dell'internet, come dice il bravo cantante Ruggero dei Timidi, vedete che oltre che di calcio 5 spariamo anche cominciamo a collegarci in diretta su YouTube. Esatto, spostatevi su YouTube, amici di Instagram e di Facebook. Avremo naturalmente. Per il momento la ripresa è abbastanza statica. Devo chiedere scusa. Ricordiamo che questa è una rivincita, perché la partita tra Habaneros e Falchetti è la rivincita dell'anno scorso dei playoff, no? Che hanno fatto per andare su in Serie B, poi alla fine si sono ritrovate tutte. Esatto, gli Habaneros avevano vinto sul campo e poi i Falchetti hanno beneficiato di un ripescaggio. Ecco. Vedo anche Darko, che saluto. Darko, collegati su YouTube per vedere la partita. Adesso vi salutiamo momentaneamente su Instagram, perché i Falchetti partecipano come possibile. I Falchetti sono dovunque, qua a Morsano sono dappertutto. L'arbitro intanto sta dando le ultime indicazioni. Io saluto gli amici di Instagram, anche tu. Un saluto grande. Ciao, e soprattutto domani c'è la Champions League e intanto Udinese Lecce 1-1 e quindi abbiamo guadagnato un bel punticino. Oh yeah. Come si fa a vederla su YouTube, Laura? Devi andare su YouTube e cercare Sportissimo Channel. Esatto, poi dal vivo e ci trovi. Mi raccomando. Vedi l'arbitro qua, facciamolo vedere, anche lui si presta qua a farsi inquadrare. Un saluto a tutti voi di Instagram. Ci vediamo su YouTube. Ciao. Perfettamente in centrocampo. Io ho la lista dei giocatori. Eccoci qua. Adesso vai avanti. Sulla diretta naturalmente di YouTube. Noi abbiamo la lista, io non ci vedo una mazzola perché purtroppo può capitare anche quello. Avevamo però poi in sospeso un'intervista col presidente che faremo il prima possibile dei Falchetti, perché naturalmente abbiamo il dovere di farla. Sta per iniziare la partita, ragazzi, preparatevi. Quindi seconda giornata, ricordiamo che i Falchetti hanno vinto la prima a Cordenons per 6-1, mentre gli Habaneros vengono da un pareggio. Beh, insomma, è un punticino portato a casa, voglio dire. Adesso certo. Ti faccio leggere, andiamo a sbirciare il comunicato ufficiale. L'arbitro ci sente. Ci caccia via, ma insomma, stiamo parlando troppo ad alta voce. No, noi dobbiamo far casino, assolutamente. Signori, ci siamo? Allora, intanto che stanno per iniziare, io volevo andare a vedere un attimo il comunicato per non dirvi cavolate. E infatti vi dico Habaneros 5-5 contro l'Oratorio Zoppola nella prima giornata. Infatti ricordavo bene che c'era questo pareggio. Bene, adesso vediamo appunto che, voglio dire, sta per iniziare la partita, primi saluti naturalmente e siamo pronti siamo carichi anche per questo esordio. Adesso devo studiarmi anch'io i nomi, per il momento te li avevo detti, ma possiamo dire che i Falchetti scendono in campo con Di Zenzo, Bombacigno, Grama, Ruiu, Leba, De Caro, Gargano, Aufiero, Palmieri. Gargano ne parliamo dopo. Esatto. Gargano, Aufiero, Palmieri, Gherghi, Colavitti, Delle Vedove e Santo Anastasio, che è il presidente. Invece quindi abbiamo, vai con gli Habaneros. Abbiamo Mella Marco, poi abbiamo Marzona Davide, Montagnier Marco,
Marco, numero 5 della Flora Michele, numero 7 Garofalo Simone, numero 8 Endrigo Davide e numero 9 Pagotto Matteo. Poi abbiamo Pongan, scusa, e Fabbro Alex. Che ha il 2, quindi è stato inserito per ultimo, ma è il numero 2. Benissimo. Bene, calcio d'inizio con palla per gli Habaneros. Mettiamo anche il cronometro così non ci sbagliamo. Proprio alle 21 esatte direi che sono bravissimi. Hanno iniziato praticamente in orario. È iniziata la stagione casalinga dei Falchetti. Qui a Morsano Tagliamento. Vediamo un po' cosa succede. Subito gli Habaneros pericolosissimi, un tiro che finisce all'esterno della rete. Palmieri comunque c'era, Palmieri il portiere ex Barzuliani, l'abbiamo detto nella presentazione, purtroppo ci scusiamo ancora con i nostri telespettatori per l'audio, ma adesso speriamo che ci sentiate bene anche se avete un riscontro. Attenzione, Habaneros subito molto piccanti e ficcanti, pericolosissimi, un inizio devo dire a favore dei rossoneri con numeri dorati, non so se riuscite a guardare e a distinguere bene. Attenzione, Erion Leba che scambia con il numero 15 delle Vedove, è un ottimo. Intanto sentiamo il mister Daniele Centis che richiama all'ordine. Attenzione perché qui l'azione è molto pericolosa, su questa fascia hanno creato davvero parecchi pericoli gli Habaneros. Delle Vedove tiene la palla, cerca di districarsi ma viene, attenzione, però recupera. Aveva subito partita maschia iniziale, no? Bella ricordiamo che da quest'anno, da questa stagione, il CSI ha allungato il tempo, perché una volta era 20 minuti per tempo, adesso sono 25. Di conseguenza bisogna anche resistere fino alla fine. Ecco, ovviamente distaccare tutti i cellulari, i device. Nuovo iscritto su YouTube. Benissimo, ringraziamo anche gli spettatori e spettatrici, 15 perché spettatori collegati in diretta. Scusa, se poi non so se avrai tempo e modo magari nei time out. Attenzione, tiro da destra, paratona di piede, bellissima parata di Palmieri. Totò. Insistono. E gli Habaneros si dimostrano effettivamente una ottima squadra. Ottime triangolazioni e attualmente hanno il pallino del gioco, bisogna essere onesti. Infatti il presidente Pietro aveva detto che sarebbe stata una partita difficile, soprattutto alla radio, perché ricordiamolo, sabato abbiamo iniziato Calcio 5 Show e purtroppo Pietro aveva dei problemi di connessione. Certo. Nel frattempo delle Vedove il tiro pericoloso, ribattuto 2 volte anche Ruiu purtroppo gli abbiamo portato un po' di sfortuna perché ha fatto l'autorete la prima giornata, l'avevamo chiamato. Attenzione, si va a scaricare ancora Palmieri, ottima parata di Palmieri. Attenzione, Leba si salva, il numero 5 forse un fallo di mano, non fischiato. Vediamo il numero 5 Grama, attenzione, bella azione, gol! Ed è gol di Grama. Una bellissima azione di Falchetti però in contropiede. Nonostante il pallino del gioco fosse degli Habaneros, Grama ha trovato la via del gol con un bellissimo tiro di sinistro angolato che ha battuto Mella. Forza Falchetti, salutiamo chi si sta collegando adesso. Sì, si sente bene, grazie Leflo, tra l'altro. Vai Cornelio, non abbiamo Roberta ovviamente scrive Forza Falchetti, grazie Roberta. Grandi. E Sasha aveva preannunciato il gol di Grama. Ecco, attenzione, ancora è proprio lui l'autore del gol, Cornelio Grama. Cornelio Grama che ha realizzato, attenzione, il numero 8 Endrigo, sì, che tenta sulla fascia, ma non c'è niente da fare. Attenzione, sempre Grama, è lui che imposta l'azione, passando a Ruiu. Nel frattempo il mister Daniele Centis sta cercando di dare le direttive. Ancora Grama per Leba, che è autore di 4 gol alla prima uscita. Complimenti a lui, Leba. Eccolo, bel triangolo. Delle Vedove funge da pivot, parla per Leba che prova il passaggio a Grama. Ancora Leba, pericolosissimo. Però la difesa degli Habaneros fa buona guardia, guadagna un fallo, il numero 11, se non ho visto male.
numero 11. No, guardate che ho visto male, scusate. Non è un problema. No, è numero 11, ma sì, in lista non ce l'ho. Non ce l'hai. Quindi non riesco a capire. Vabbè, chiederemo dopo Lumi alla dirigenza della Baneros, che salutiamo perché è venuto prima della partita proprio a dirci che sono una squadra di Pordenone con però la sede a Fontana. Esattamente, proprio così. Nel frattempo guadagna un fallo delle Vedove. Ecco Marco che ovviamente tifa Baneros, quindi c'è anche la rappresentanza del tifo pordenonese. Per il momento, ricordiamolo, sono passati nemmeno 5 minuti in questo momento. 1-0 per i Falchetti. 1-0 per i Falchetti, per il momento nessun time out. Vediamo Leba che si incarica della battuta, vedremo se studierà un passaggio o proverà la conclusione diretta. Conclusione diretta, prova a sfruttare un potenziale buco nella barriera, ma nulla di fatto. Contropiede subito degli Habaneros. Gli Habaneros sono veramente molto pericolosi anche nelle ripartenze e hanno costretto Palmieri a molte parate. Palmieri è sempre attento, però ha fatto due belle parate. Attenzione, ecco. Libaz prova a liberarsi, è volato il parastinco, fallo netto fischiato dall'arbitro e al momento Falchetti in attacco, calcio di punizione per i rossoblù, che quest'oggi sono nella divisa bianca proprio perché giocano contro i rossoneri. Ti ricordi che quando andammo tempo addietro a firmare la Supercoppa ICS, tu ovviamente scambiasti i Falchetti per rossoneri e da lì è nato tutta una diatriba col presidente Pietro, che però ci ha chiamato lo stesso. Hai visto che roba? Nonostante li scambiamo, anzi li scambiasti tu. Sì. Ricorda Pietro che deve fare intervista ancora. Sì, Pietro, ti aspettiamo dopo. Tiro di Leba, bellissimo! Bellissimo gol! La buttata, devo dire, non è doppietta, ma è il quinto gol di Leba in stagione, devo dire, bellissimo calcio all'incrocio quasi, devo dire che ha tolto le ragnatele dalla porta, come si suol dire, come dicono quelli bravi. Esatto. Ma tu sei più il commentatore tecnico, come funziona? Io sì, certo. Ah, ok. Vabbè, ovvio, scusa. Io commento dal punto di vista attenzione tecnico. Palmieri, un disimpegno. Una indecisione del portiere, però dai, siamo riusciti a cavarcela. Perché ti sei già falchettizzato. Mi sto immedesimando. No, e nel tifo rossoblu, attenzione, Delle Vedove però difende la palla. Fallo. C'è un fallo, vediamo l'arbitro per chi ha fischiato. Io credo che abbia fischiato per gli Habaneros, non vorrei, però insomma siamo lì. Ho visto Delle Vedove che si tocca la gamba. E comunque sta facendo una buona partita. Sta facendo il ruolo del pivot che purtroppo mi viene anche un po' di lacrimuccia perché io giocavo anch'io tempo addietro da pivot e quindi insomma poi i risultati bisogna chiederli al mister, che tra l'altro era Daniele anche tra gli altri mister che ho avuto. Vediamo questo calcio di punizione. Barriera e poi niente. È un bel tiro, una bella conclusione. Una bella conclusione, però. Tiro fuori di Endrigo Davide. Tra l'altro esatto, è stata un ottimo inizio. Volevo ringraziare intanto ecco, bravo Leba. Nel frattempo ci distraiamo un attimo, attenzione, contropiede degli Habaneros, ma Ruiu mette fuori subito in fallo laterale. Ecco, il numero 8 degli Habaneros non è Endrigo, ma Montaner. Montagnier. Chiediamo scusa, ma nella lista che ci hanno dato chiediamo grazie Marco. Purtroppo questa era la lista che ci avevano dato. Chiediamo scusa a Montagnier, ovviamente, che è il numero 8. Infatti c'è l'11 che non trovavo, in effetti. Dopo correggeremo nel proseguo. In questo momento Leba su tutti, devo dire. Beh, anche però Leba su tutti. Sì, però anche Grama, autore del primo gol, si è fatto trovare pronto. Il portiere è protagonista, è stato finito. Allora, ringraziamo Massimo, il nostro caro amico di Cormons, che ci dice: buonasera ragazzi, complimenti, state facendo una bella cosa, solo applausi per voi. Un saluto da Brazzano di Cormons. Grazie Max, continua a seguirci ovviamente. Nel frattempo Leba punta il suo avversario, non riesce a calciare. Comunque c'è da dire salutami Gargano, dice Gabriele. Gargano, il numero 9, non è ancora entrato. Io volevo
volevo ringraziare Valerio Bombacigno, perché senza di lui non avremmo potuto mettere il tavolo. Eccolo, gol. No, fuori a lato, sì, a destra del portiere. Il tiro del numero 19 che però non abbiamo. No, 19 non c'è. Non si sa. Non abbiamo in vista, ma dopo Benissimo. ovviamente Vedremo recupereremo. la giornata. Siete bravi, Vedo, grazie Marco. Eccolo, attenzione, ecco. Leba, grande parata di Mella. Volevo ringraziare Marco, siete bravi ragazzi di Sportissimo. Enrico più che altro, io faccio la comparsa. Attenzione, tiro sul secondo palo. Che comunque Leba sta dimostrando, io ho detto, in questo momento il parere mio personale non si può fare, io lo faccio lo stesso e dico che è migliore in campo. Poi dopo tu potrai anche dire il contrario. Vabbè, c'è la par condicio anche qua, ovviamente. Io direi che abbiamo da intervistare il presidente, l'allenatore. Eccolo, attenzione, bellissimo, traversa, bellissimo il tiro, ma trova la traversa a Palmieri battuto. Sì. Peccato, nel senso per gli Habaneros. Nel frattempo, cari amici ed amiche collegati in questo momento, sono passati 10 minuti e 39 secondi al nostro cronometro. Ovviamente si gioca 20. Il primo cambio, entra il numero 10. È Luca Ufiero, il capitano entra in campo. Commentatori siete bravissimi, grazie Sasha, chiunque chi tu sia, chiunque sia, grazie Sasha, cercheremo di migliorare partita dopo partita. Ovviamente. Però rispetto all'altra volta forse ci sentiamo e ci sentite un po' meglio rispetto all'altra volta, sicuramente. Ecco, io direi a questo proposito, ritornando al discorso di prima, dobbiamo chiamare il presidente, direi anche gli addetti agli arbitri, sicuramente che si meritano una menzione, e anche l'allenatore. C'è tempo, la diretta è lunga. Concentriamoci su in attacco sono gli Habaneros. Erano gli Habaneros. E c'è una lieve differita a casa di Max. No, voi dovete pensare che Max sta facendo anche la registrazione, l'inquadratura, e se un po' mi ricordi Nazareno Balani, non so se ve lo ricordate. Quando Bruno Pizzul... Esatto, perché c'è un movimento continuo del gioco e quindi bisogna spostarsi continuamente, non è semplice naturalmente, per cercare di non farvi perdere neanche un'azione, neanche una. Attenzione Andrea, l'ho pagato, dammi l'Iban che ti manderò ovviamente quello che ti devo, perché dice grande Enrico, quindi Andrea devi sapere che l'ho pagato, Andrea, aspetto solo l'Iban. Grazie mille, sei molto gentile, ti mando, ecco, va bene. Ok, grazie, va bene. Andrea, mandami l'Iban se vuoi come commento, che dopo ti mando quello che avevamo pattuito per il commento. Bellissimo. Contropiede, attenzione. Habaneros. Guarda. Fuori sulla destra del portiere. Di poco fuori. Guarda che per il momento molto vicini e due parate, devo dire, Palmieri in apertura, però in apertura delle vedove tiene palla, e infatti secondo me qua è mancato un colpo di tacco, ci stava, però voglio dire, è facile parlare, ricordatevi sempre che è facile. Time out Max. Nel frattempo aspetta che per il momento interrompo il cronometro, perché c'è un minuto. Ecco, non posso fare come in Serie A che vanno con il microfono, diciamo, la giraffa si chiama. Possiamo fare un primo commento di questa partita. Direi che è stata equilibrata per i primissimi minuti, però poi dopo c'è stato questo super gol del nostro numero 5 Gramma, insomma, che ha fatto veramente un bel gol da fuori aria, e poi la punizione di Leba, che è veramente stata eccezionale. Nel frattempo Andrea, il nostro amico di Sportissimo Channel, ci ha mandato i primi dati dell'IBAN. Okay. Sì, però senza mandare il commento. Andrea, cosa vuoi che ti paghi? Non hai scritto niente, non Andrea l'altro, Andrea Santarossa, lo ringraziamo, anzi provvederò quanto prima, magari con uno sconto. Ecco, finisce la pausa e si ricomincia. Sì, perché c'è un minuto, proprio vola veloce. E si ricomincia subito. Vi aspetto a Peressine con il Green Tennis Move Bistro. Va bene Andrea, ne parleremo, magari nei prossimi giorni ci sentiamo. Possiamo venire da chiunque lo desideri, ovviamente. Dobbiamo, insomma, priorità ai falchetti. Nel frattempo è riniziata la partita, siamo quasi a 13 minuti su 25, perché è la novità di quest'anno, scusate se lo diciamo più volte. Giusto per ricordarlo, esatto. Leba, attenzione. Ecco, dribbling su un giocatore, poi si è spostato sul sinistro, questo è
Grama, ecco Grama che prova a mettere un pallone difficile per De Caro. No, De Caro. Tiro di Leba da fuori su assist, vedi, del numero 8 De Caro, che è entrato poc'anzi. Sì, perché ci sono state alcune Ah sì, giusto, scusami, il numero 3 è Di Zenzo, hai ragione tu Max, chiedo venia. Ecco, Di Zenzo non era Grama, chiedo scusa. No, ogni tanto ne azzecco una. Sì, ragazzi. Insomma, voglio dire. Ho letto quello che riuscivo a leggere, perché ci vedo un po'. Però devo ringraziare i Falchetti innanzitutto per l'ospitalità, ma anche per la preparazione. Scusate se lo dico ancora, ma Valerio merita un applauso perché ci ha dato una mano a allestire in fretta e furia la postazione. Quindi meglio di così non si poteva avere. Assolutamente, devo dire la visuale periferica. Nel frattempo Palmieri. Si può applaudire, noi non possiamo, dobbiamo essere di parte, scusa. Come di parte? Non ho capito, super parte. Insomma, no, Max. Di parte, dai, non si può. Tra l'altro vedo, tu se vuoi inquadrare, abbiamo anche vedi il parterre, attenzione, un tiro pericoloso, Fiero mantiene la palla, la lancia lunga per De Caro, palla che tocca il soffitto e quindi rimessa laterale per i Falchetti. E ritorna tu da soffitto. Va bene, mi veniva in mente. Non pensare male al soffitto. No, io penso sempre male, ecco. Nel frattempo palla in movimento. E guarda che il basket lo lasciamo a Luca. Caro Luca, è un po' desaparecido. Esatto. Nel frattempo, guarda, mi è venuta un'idea. Attenzione. Dobbiamo chiedere alle squadre, per chi volesse partecipare a calcio 5 son, nel frattempo azione sulla destra, ma ottimo rientro di De Caro che salva una potenziale azione pericolosa. Vediamo intercetto di Leba che vola verso il centro, la passa per De Caro la ripassa poi al numero 3 Di Zenzo. Attenzione Leba. Siamo ritornati in diretta, piccolo fraintendimento, la palla per Di Zenzo Ruiu, scusate, Aufiero per De Caro, non trova la maniglia, come diceva il mitico Franco Lauro. Un pensiero va anche a lui, grande commentatore di basket della Rai, purtroppo non più con noi. Attenzione, vediamo gli Habaneros che stanno cercando di trovare la quadra per scardinare la difesa dei Falchetti. Fuori. Al momento siamo quasi al 16° che sta per scoccare, Falchetti 2, Habaneros 0. Devo dire prestazione che la partita era iniziata con un netto predominio degli Habaneros, però poi i Falchetti hanno saputo reagire e ritrovare un 1-2 micidiale per il momento, ma le partite a calcetto sono lunghissime, tanto più che sono 50 minuti più i recuperi. Nel frattempo, no, sembra averla salvata, la salvata Di Zenzo con un ottimo recupero. Vediamo Leba se prova il dribbling, ma non riesce a trovare, non ha ravvisato nessun fallo, quindi rimessa per gli Habaneros. Giusto. Oltretutto è dentro il campo e quindi lungi da noi commentare l'operato degli arbitri. Grande portiere di Sefero, attenzione Di Zenzo sulla fascia sinistra. Però qua contropiede. Ottima attenzione il numero 10, ma grande recupero del capitano Luca Aufiero. E non lo dico perché ha comprato la macchina, ma perché veramente ci credo. E voglio dire, insomma, non facciamo pubblicità che non si può fare. Ecco. Tiro deviato, calcio d'angolo per gli Habaneros. Io devo dire che comunque la lista degli Habaneros va rivista perché c'è da dire che sono rossi e quindi Habaneros per forza sono piccantissimi. Tiro deviato, il numero 3 Marzona credo sia giusto. L'ha buttata alle stelle, diciamo. No, ha toccato il numero 10 Pongan, ha deviato proprio il suo compagno, nel frattempo ha tirato direttamente. Ricordo a Pietro comunque che deve fare l'intervista con noi dopo. Sì, ma Pietro è iperconcentrato, è teso come una corda di violino. Super teso, veramente. Tu tra l'altro oggi hai avuto modo di sentirlo anche prima della partita e lo vedevi già teso stamattina. Era carico già stamattina, va bene. Nel frattempo rimessa per gli Habaneros che cercano in attacco di trovare il 2-1 che potrebbe riaprire momentaneamente i giochi. Attenzione, bellissimo l'intervento di Leba che butta in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, chiede rimessa al portiere. Sembra, e probabilmente Leba tentando di imitare l'attacco dei rossoneri
ha fatto toccare la palla a uno degli Habaneros. Attenzione, fallo chiamato a favore dei Falchetti. È il numero 3. Sempre Leba, devo dire, molto molto pericoloso. Sì, attivissimo, nonostante che non sia l'unico ancora non è mai uscito. Attenzione. Max bravo che controlli queste cose, devo dire un occhio vigile. Sembri quel vigile che Lino Banfi, no? Te lo ricordi? Certo. La sigla? Magari aspettiamo la tua sigla per Calcio 5 Show, ricordiamolo, ogni sabato alle 13:45 sempre su questo canale YouTube. Leba intanto la tocca per De Caro, calcia una deviazione e calcio d'angolo, deviazione degli Habaneros. Aveva provato De Caro a sfruttare il passaggio di Leba. Vediamo sempre De Caro batte per Leba, tiro deviato e rimessa laterale che probabilmente batterà Di Zenzo. Comunque, palla ancora dei Falchetti. Nel frattempo siamo arrivati a 19 minuti passati da poco, quindi mancano 6 minuti più eventuali minuti di recupero. Palla al pivot De Caro che cerca il bellissimo tacco. Devo dire che ha fatto qualcosa di successo. Alle volte mi distrago, no? Seguo la partita e non riesco a girare bene. Ecco, speriamo anche le immagini vi arrivino abbastanza bene. Nel frattempo De Caro recupera la palla, la dà a Leba che cerca il dribbling centrale. Vediamo, attenzione, pericolo per gli Habaneros che vanno al tiro, deviato da Leba, poi Ruiu da terra, praticamente passaggio di De Caro, ma non riesce purtroppo Di Zenzo a salvare. Momenti finali di tempo, una volta sarebbe finito il tempo a 20, adesso si va avanti fino a 25, quindi bisogna mantenere anche l'attenzione e soprattutto il fiato per tutti i 25 minuti più e il recupero. Nel frattempo Ruiu spazza via come i tempi, no? Come a calcio. Bisogna buttarla fuori. Comunque vedo pochi mi piace, insomma, in questo solo due, male. E non possiamo regalare film ogni volta, già c'è Tony. Già c'è Tony pronto, che tra l'altro non mi ha fatto sapere com'era il film Alien Covenant che abbiamo. Alien è un'altra roba. Alien Covenant che gli abbiamo, anzi no scusa, era Prometheus, Covenant è il seguito. Nel frattempo gli Habaneros il tiro e attenzione perché in due Palmieri veramente eccezionale. Palmieri ha salvato con l'aiuto della traversa. Questa è la terza parata decisiva che fa Palmieri. Attenzione perché è entrato nel frattempo Gargano, che tu giustamente ti era venuto in mente perché c'è l'officina Gargano Pordenone. Non facciamo pubblicità, però un nostro caro amico, esatto, non vorrei esagerare. No, mi ricordava Salsano. Salsano, Fausto Salsano della Sampdoria. Sì. E l'arbitro fischia un fallo a favore del numero 19 che non sappiamo il nome, però Gargano intanto davanti alla palla, numero 9 dei Falchetti. Ho detto giusto? Sì. Il numero 9, sì. È bello, no? Non posso commentare, dai, insomma, ecco. Diciamo che sa il suo, insomma. Io non vorrei andargli vicino, Max, penso che ne usciresti come un hamburger davanti a un tir. Attenzione a questo calcio di punizione perché potrebbe riaprirsi la partita anche se 2-0 recuperabilissimo. Ancora una grandissima parte di Palmieri. Nel frattempo Di Zenzo si oppone, Ruiu fa buona guardia. È un muro. I Falchetti sono un muro. In questo momento stanno facendo veramente qualcosa di... Ancora time out, caro Max, quindi dobbiamo tenere duro per un minuto, diciamo, raccontarvi qualche storia. Vedi che le mie parole sono servite, qualche mi piace in più. Bravi, però non vi arriva a casa nessun DVD, voglio dirvelo, insomma, anche perché se dovessimo regalare un DVD a ogni mi piace, vabbè che voi sapete che la videoteca di Sportissimo Channel è fornita, però voglio dire, non esageriamo. Intanto ricordiamo tutti i 22 che sono connessi con la diretta. 22 ed erano anche qualcosina in più. 24 ma senza dare i numeri perché lo facciamo già di nostro. Tutto sommato queste sono bei risultati e vi ricordiamo che a breve noi staccheremo perché il primo tempo stacchiamo, poi riprendiamo con una seconda diretta per il secondo tempo, no? Per non avere... Ma anche per riposare un po' perché sicuramente toccherà bere un po' d'acqua. Ma qua non ci hanno portato niente, non importa. Non ti preoccupare, abbi fede. Nel frattempo riprende la partita. Sì.
22 minuti e 3 secondi, rinizia in questo momento, ultimi 3 minuti più recupero, vedete Gargano che fa da pivot per rientrato Grama, prova lo scambio ma il triangolo non si chiude. Max, le percentuali del possesso, qua dobbiamo andare un po' a naso, caro Sasha. Le cose come stanno, diciamo circa 60-40 per gli Habaneros. Attenzione, Palmieri gli sfugge la palla ma non ne approfitto. Numero 19, ringraziamo Alex Fabbro e allora Endrigo Davide è il numero 19. Ecco, vedi. Quindi correggiamo. Bravi, grazie, chi ce l'ha detto. Correggiamo, grazie ad Alex. Ancora in attacco ed è gol, numero 10. È un grandissimo gol. Questo è un grandissimo gol. Numero 10. Ha segnato Pongan, Andrea Pongan, bellissimo tiro da fuori ed è il 2-1 quando scocca adesso il 23esimo. E qua si riapre la partita, naturalmente. Proprio allo schermo. Avevo detto, caro Max, che il 2-0 a calcetto è niente perché si può recuperare tutto. Nel frattempo vola un parastinco. Bellissima l'azione qui di Grama. Una rabona incredibile. E un elastico, io lo definirei, non so se è corretto, di Zenzo. No, la rabona è un'altra roba, ma comunque se sei convinto, questo è un elastico, ma vabbè. Adesso facciamo una polemica tra Rabona e elastico, ragazzi, aiutatemi. Concentrati, dice Sasha, guarda che ti tiene monitorato, devi dargli le percentuali, devi dargli le percentuali del possesso palla. 60 per chi? Per gli Habaneros, ok. Prima i 40 per i Falchetti, però sono stati più concreti sotto porta, parliamoci chiaro. Perché bisogna essere onesti, gli Habaneros hanno avuto tantissime occasioni da gol. Tantissime. Un minuto alla fine del primo tempo. Ecco, non mi ero addormentato, ma giustamente se no mi accusano di non far parlare mai Max. No, non c'è problema, io tanto voglio dire, devo occuparmi anche della regia, devo girare la telecamera. Ricordiamolo che è il Nazareno Balani della situazione, senza offesa devo per... fare un doppio ruolo, un po' commentare e un po' girare la telecamera per cercare di... Attenzione, palla Gargano, si gira! Bene. Comunque una bellissima azione di Gargano, bisogna dire la verità. Gargano che ti fa Napoli, tra l'altro. Vedi che fa l'apposta, vabbè, non lo perdono, dai, per questa volta, però vabbè, dai, via. Comunque l'Inter è primo, l'Inter è primo. Lo sappiamo, ripartono. Questo è fallo, però richiamato. Fallo di Ruiu e calcio di punizione sulla tre quarti per adesso, però, se tu vedi gli Habaneros. A parte è uscito il nuovo Leva, finalmente insomma non ce la faceva più perché ha fatto praticamente quasi tutta la partita, è stato cambiato e adesso ci sono ritornati in campo quelli dell'inizio. Diciamo. Max alza la voce, dice Andrea, certo, quindi non aver paura, ma non aver paura. Bravo Andrea, grande, ringraziamo anche Arianna che salutiamo. Cerco sempre di non farmi sentire per non dire stupidate. Insomma, ecco. No, ma devi alzare la voce perché se no facciamo come l'altra volta. Finisce il primo tempo e noi naturalmente vi diamo appuntamento tra 5 minuti circa per il secondo tempo della partita tra Falchetti e calcio a 5 Habaneros. Benissimo, a dopo ragazzi, ci vediamo per il secondo tempo.